Due cani, due continenti, due idee completamente diverse di cosa significhi essere un cane forte. È una domanda che vi porterete dietro per tutto il video, perché la risposta non è quella che pensate. Oggi mettiamo a confronto questi due cani incredibili, da una parte l'American Staffordshire Terrier e dall'altra il cane corso. Non per stabilire chi vince in un ipotetico scontro, quella è la domanda sbagliata. Tra poco vi spiego dal mio punto di vista perché. Persino una domanda un po' stupida, se la si guarda bene da dentro, da vicino. La domanda giusta è un'altra ed è molto più scomoda. Come fanno due cani che il pubblico italiano mette costantemente nello stesso calderone mentale, cani da combattimento, cani pericolosi, cani da uomini duri, a essere sotto la superficie quasi l'opposto l'uno dall'altro? Cominciamo dal cane corso, lo conoscete già, ve ne ho parlato spesso e continuerò a farlo, è un'eccellenza italiana, è un cane incredibile, straordinario. Oggi ha un ruolo diverso, fa da termine di paragone, da bussola, in questo video, dove il vero protagonista è un altro. E dal mio punto di vista, ci tengo a sottolineare sempre questo che è un punto di vista, che vi posso in qualche modo garantire che entro 10 minuti guarderete l'Amstaff con occhi completamente diversi. Non mi dilungo perché su questo canale il corso ha già avuto il suo spazio e ne avrà ancora, ma una base comune ci serve perché tutto il resto del video si costruisce in opposizione a quello che sto per dirvi. Il cane corso ha un'altezza al garrese tra i 60 e i 68 cm per i maschi, 58-64 per le femmine, un peso 45-50 kg, parliamo di standard, un aspetto generale da molossoide da presa, muscolatura asciutta e potente, testa massiccia ma meno brachicefala del mastino napoletano. Caratteristiche distintive: ha un cranio ampio, un muso squadrato, un portamento fiero, pelle aderente, a differenza del mastino non ha delle rughe marcate. Discendente dai molossi da guerra romani, poi cane da presa per la caccia al cinghiale e la guardia dei masseri in Puglia nel sud Italia. Un cane che ha attraversato secoli restando quasi immutato nel compito fino a sfiorare l'estinzione a metà Novecento. Pochi esemplari, quasi dimenticati nelle campagne pugliesi, recuperato negli anni 70 grazie a un gruppo di allevatori che si è messo letteralmente a ricercare gli ultimi soggetti fattrice per fattrice, riconosciuto nel 1996 dalla FCI. Il cane corso storicamente nasce per fare una cosa sola: proteggere un perimetro, terra, bestiame, famiglia. Insomma, è un cane che lavora da solo, che decide da solo, che non aspetta ordini per capire se qualcuno ha superato un confine. Tenete a mente questa parola, perimetro, perché tra pochi minuti vi mostro un cane che storicamente del perimetro non sapeva letteralmente cosa farsene. E la differenza vi spiegherà molto di più di quanto immaginate. E se vi dicessi che il cane di cui stiamo per parlare non è mai nato per fare la guardia a niente, che la sua storia comincia in un contesto completamente diverso, in un paese diverso, con uno scopo diverso, e che proprio da lì nasce tutto il fraintendimento che lo circonda ancora oggi a distanza di quasi 2 secoli. C'è di più, c'è un momento preciso della storia in cui questo cane è stato letteralmente il simbolo degli Stati Uniti d'America per bene, quelli borghesi, il cane delle famiglie, il cane della pubblicità, e poi qualcosa si è rotto. L'American Staffordshire Terrier è un cane in qualche modo mai pienamente raccontato. Qui non l'ho mai trattato se non in un vecchio video. È tempo di rimediare, perché è forse la razza di quelle riconosciute dalla FCI e dall'ENCI forse più fraintese, perché è forse la razza più complicata sulla quale parlare, sicuramente non per colpa sua. Un'altezza al garrese tra i 43 e i 48 cm, un peso tra i 25 e i 34 circa, con una variabilità notevole tra, diciamo, un grande classico tra le linee da esposizione e le linee più atletiche.
Aspetto generale, terrier di taglia medio-grande, muscolatura compatta e definita, testa larga, con muscoli masseteri pronunciati, pelo corto e liscio. Rispetto al pitbull, terrier americano tende ad avere un'ossatura più pesante e un profilo leggermente più da esposizione nelle linee HC. Le origini affondano nell'Inghilterra del primo Ottocento, incroci tra l'Old English Bulldog e terrier locali, selezioni per il baiting, l'aggressione ai tori e orsi legati alle catene, insomma uno spettacolo pubblico che oggi ci ripugna e che allora però riempiva le piazze. Qui non siamo per giudicare. Quando quella pratica viene vietata dal Parlamento inglese nel 1835, i cani spariscono, si spostano semplicemente in un altro tipo di arena. Le fosse clandestine, i combattimenti tra cani, è una storia comune a diverse razze di questo gruppo e non ha senso nasconderla dietro un eufemismo o magari far finta che non sia quello che poi oggettivamente nel merito e nello specifico è accaduto. Edulcorarla non c'entra niente. C'è stato, e se oggi noi abbiamo questi cani, demerito o merito è anche legato a quell'episodio storico. La storia va sempre, dal mio punto di vista, conservata e ricordata per non commettere quegli errori e per andare avanti. Ma il punto davvero interessante è quello che quasi nessun documentario italiano ci racconta, è cosa succede quando questi cani attraversano l'Atlantico e arrivano negli Stati Uniti. A metà Ottocento diventano per qualche decennio l'immagine stessa della famiglia americana rispettabile. Roosevelt ne possedette uno alla Casa Bianca. Questo non è un dettaglio folcloristico. Voi immaginate, non so, il nostro Mattarella con un bracco italiano, sarebbe un bel colpo. È la prova storica che l'immagine pubblica di una razza non è scritta nel suo DNA, è scritta dalla cultura del momento e la cultura cambia. E qui arriva la parte che vi farà mettere in pausa il video per rileggerla 2 volte, almeno nell'averlo scritto a me ha fatto questo effetto, perché è una delle contraddizioni più curiose dell'intera cinefilia moderna. 2 registi, 2 nomi, 2 razze ufficialmente distinte, nate letteralmente dallo stesso identico pool genetico, negli stessi anni, negli stessi allevamenti. È il motivo per cui oggi esistono l'American Staffordshire Terrier e l'American Pitbull Terrier come entità separate, ma non hanno quasi nulla a che fare con la genetica, ha a che fare con una scelta che oggi definiamo di marketing, fatta a tavolino un secolo fa. Oggi definiamo di marketing. Nel 1936 l'American Kennel Club riconosce ufficialmente la razza chiamandola inizialmente Staffordshire Terrier. Nel 1972 il nome cambia in American Staffordshire Terrier per marcare una distanza, anche solo terminologica, dal Pitbull Terrier registrato dallo United Kennel Club dal 1898. Fino a quel momento, per decenni, si trattava in larga parte della stessa popolazione di cani, spesso con genitori registrati indifferentemente, uno in un libro genealogico, uno nell'altro. La separazione non nasce da una differenza genetica misurabile all'origine, ma da una scelta editoriale delle associazioni. La KC voleva un cane da esposizione, uno standard morfologico stabile, un profilo rispettabile per il ring da show, lontano il più possibile dall'immagine del combattimento. Il registro KC invece restava ancorato a una selezione più orientata alla funzione atletica e prestazionale del cane. Da lì in poi 2 strade, non 2 razze che divergono per caso, ma 2 popolazioni selezionate deliberatamente per obiettivi diversi. Generazione dopo generazione, decennio dopo decennio, il risultato, 90 anni dopo, cani che oggi presentano differenze morfologicamente o morfologiche riconoscibili. L'Amstaff generalmente è più pesante
nell'ossatura, più conforme a uno standard estetico fisso, pur mantenendo una parentela strettissima, quasi indistinguibile a livello di pool genetico originario. Qui è dove il paragone con il cane corso torna a servire, e voglio che ci pensiate bene, perché è il cuore di tutto il ragionamento fatto fino ad ora, dove ho cercato di essere preciso passaggio per passaggio. Voi ed io, se vogliamo forzare la metafora, siamo confrontabili tanto quanto un allevatore di Amstaff o un allevatore di corso. Stessa passione, stesso mondo, obiettivi diversi, ma partenza diversa. L'Amstaff e il Pitbull sono un caso molto più radicale. Non solo stesso mondo, ma stesso sangue, letteralmente le stesse cucciolate divise da una firma su un registro. Eppure oggi sono a tutti gli effetti pratici due entità, due cani diversi, nella percezione pubblica, nella legislazione di alcuni paesi che li trattano in modo differente, persino nel temperamento medio delle linee più moderne, che si sono ovviamente allontanate lavorando su obiettivi diversi per quasi un secolo. Questo è il filo che tiene insieme tutto il video, tutto il ragionamento, e se lo tenete a mente da qui in avanti, ogni pezzo che segue vi incastrerà da solo. La selezione umana, più della genetica di partenza, decide solo cosa un cane diventa, non il sangue, la scelta. Ora arriva il dato che sconvolge chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, ed è tanto più interessante perché va completamente controcorrente rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un cane con questa storia. State per scoprire che la selezione per il combattimento, per quanto possa sembrarvi assurdo detto così, ha reso questi cani più stabili con l'uomo e non meno. E lo abbiamo già trattato questo argomento e sono costretto a riproporlo. E no, non è un modo elegante per giustificare qualcosa, è un meccanismo di selezione concreto, e ve lo spiego passo per passo, senza scorciatoie. Fermiamoci un momento, perché qui bisogna essere precisi e distinguere con cura tra ciò che è documentato, ciò che i dati suggeriscono con dei limiti metodologici evidenti, e ciò che resta interpretazione per quanto ragionevole. Nei combattimenti clandestini gli handler dovevano poter intervenire fisicamente nella fossa per separare i cani, e c'è un motivo se io ribadisco questi concetti che erano anche nel video precedente, non perché io abbia un debole per questi cani, attenzione, questo lo dico all'inizio del video, lo dico adesso, lo dirò alla fine, ma perché sono convinto che ogni cane, qualunque esso sia, abbia in qualche modo bisogno di una giustizia interpretativa e non interpretabile. Cioè, proporre una cosa per quello che non è, perché fa titolo, a me infastidisce. E qui, almeno per quanto mi riguarda, visto che competo anche in informazione per lavoro, vorrei fare chiarezza. E quando insisto su certi meccanismi è perché sono stufo di leggere dei titoli di giornali che condannano una razza anziché un'altra. Torniamo a bomba. Nei combattimenti clandestini gli handler dovevano poter intervenire fisicamente nella fossa per separare i cani durante lo scontro, spesso a mani nude, nel pieno dell'adrenalina dell'animale, quindi tenendo conto della presunta o presumibile aggressività diretta. Un cane che avesse mostrato aggressività verso l'uomo in quel contesto sarebbe stato eliminato dalla riproduzione, punto. Semplice, perché ingestibile e pericoloso per lo stesso allevatore. Quindi non esiste nella storia dell'American Pitbull e del suo fratello borghese un solo animale di questi che sia stato selezionato per andare contro l'uomo, per aggredire un bambino, per aggredire un anziano. Hanno però delle caratteristiche animali appartenenti alla famiglia dei cani domestici, che come tali, se il cane sta a mangiare e tu gli metti la mano nella ciotola, può essere che si arrabbia, può essere che no. Poi chiaramente un conto se si arrabbia un Jack Russell, altra storia se si arrabbia un American Pitbull, un Rottweiler, un Alano, sono cani che possono far male, ma sono canis familiaris, ok? Cioè non sono jaguaris, sono canis, chiedo scusa. Diversi comportamentisti, penso agli studi su temperamento condotti dall'American Temperament Test Society,
nel corso dei decenni riportano per l'American Pitbull Terrier e l'American Staffordshire Terrier tassi di superamento del test paragonabili o superiori alla media generale delle razze testate. Il limite metodologico va detto chiaramente. Si tratta di cani volontariamente presentati dai proprietari, un campione che non è casuale né rappresentativo dell'intera popolazione, insomma non è un braccio di controllo nella razza, e i test valutano reazioni in contesti specifici e standardizzati, non l'intero spettro comportamentale che un cane può esprimere nella vita reale, questo per essere chiari. Interpretazione, non dimostrazione. Da questi elementi molti addetti ai lavori nel settore cinofilo sostengono che la selezione storica per il combattimento cane-cane abbia involontariamente rafforzato la docilità verso l'uomo, separando in modo netto due tipi di aggressività che nel linguaggio comune vengono confusi come fossero la stessa cosa. È una lettura plausibile, sostenuta da elementi storici solidi, ma resta una tesi, non un fatto acquisito in modo definitivo, e la comunità scientifica sul comportamento canino non ha mai raggiunto un consenso univoco sul peso reale della componente ereditaria per linea di sangue rispetto a educazione, socializzazione e gestione dell'individuo individuale. Quello che possiamo dire con maggiore sicurezza è un altro punto più prudente ma altrettanto solido: la funzione per cui un cane è stato selezionato per generazioni lascia tracce comportamentali, ma media razza non significa destino individuale. E chi vi promette il contrario in un senso o nell'altro vi sta semplificando o esemplificando un fenomeno che semplice non è. Vale per l'Amstaff, allo stesso modo per il corso. E siamo arrivati al punto in cui la faccenda si fa davvero interessante, perché adesso mettiamo insieme tutti i pezzi. Avete un cane nato per decidere da solo e avete un cane nato per obbedire anche nel momento di massima attenzione. Vi sembrano lo stesso animale? Al pubblico, per pigrizia, sembrano identici. A chi li conosce davvero, sono l'uno lo specchio rovesciato dell'altro. Ed eccoci al vero cuore del confronto, quello che dà senso al titolo. Il cane corso è selezionato per il perimetro, decide da solo, sorveglianza senza bisogno di conferma umana costante. È una forza che si esprime nell'autonomia, nella capacità di leggere una situazione e agire senza aspettare istruzioni e, lasciatemi il termine, rinforzi. L'American Staffordshire Terrier nasce storicamente per l'esatto opposto. Un cane che deve restare gestibile nel momento di massima intensità fisica ed emotiva, che deve accettare l'intervento umano anche nel pieno di uno scontro acceso, anche mentre è avvelenato su un altro cane. È una forza che si esprime nella dipendenza del rapporto con il proprietario, non nella autonomia decisionale. Un cane che, semplificando al massimo, chiede il permesso più di quanto non decida da solo. Non è un caso, quindi, che nella pratica quotidiana i due cani chiedano approcci educativi quasi opposti. Il corso ha bisogno di un padrone che stabilisca dei confini chiari fin da cucciolo, perché tende a definirli da sé, se nessuno lo fa per primo. È un corso che decide da solo dove sta il confine in un condominio o in un parco pubblico, è un problema che nasce sempre da un vuoto. Ovviamente un vuoto di guida, non da un difetto di razza. Anzi, per assurdo è un pregio di razza, sei tu che male interpreti un pregio di razza. L'Amstaff più orientato al contatto fisico e all'approvazione umana. Tende invece a essere più reattivo alla frustrazione nella relazione con il proprietario e beneficia di un lavoro costante di gestione dell'eccitazione e degli impulsi, anche qui senza ovviamente generalizzare mai al singolo individuo, perché la variabilità dentro ogni razza resta enorme da soggetto a soggetto.
Due cani tosti, per la percezione comune, messi sullo stesso scaffale da chi li guarda di sfuggita, due filosofie di forza quasi alle antipodi, per chi si prende il tempo di conoscerli davvero. E qui c'è un dettaglio che quasi nessuno considera e che cambia tutto quando iniziate a guardare due razze con questa lente. Cosa succede quando la legge e non la biologia decide chi è pericoloso? In alcuni paesi l'Amstaff finisce in liste di razza potenzialmente pericolose accanto a cani con cui condivide poco più che una muscolatura sviluppata. E fa ridere tutto questo. Il corso quasi mai. Non perché uno sia oggettivamente più sicuro dell'altro, no, perché il percepito, la percezione pubblica ancora una volta viaggia su binari diversi dalla realtà comportamentale. In diversi paesi europei, incluso il Regno Unito, l'American Pitbull Terrier e razze percepite come simili, e questo è un passaggio interessantissimo, percepite, sono state inserite in liste di razza soggette a restrizioni, spesso sulla base di criteri morfologici più che genealogici, cioè, dato che somiglia a quello, è potenzialmente pericoloso come quell'altro. Cioè una descrizione fisica, non un test genetico. L'American Staffordshire Terrier, pur condividendo quella storia, quel sangue di cui abbiamo parlato, è quasi sempre rimasto fuori da quelle liste perché nasce proprio per staccarsi da quel mondo lì. E tutto questo è incredibile. Proprio grazie a quella separazione anagrafica voluta, voi pensate, dalla KC ne parlavamo prima, quasi un secolo fa. Il cane corso in Italia non compare mai in liste di razze pericolose paragonabili. È classificato semplicemente come cane da guardia e difesa di taglia grande, con gli obblighi di gestione, museruola, guinzaglio corto in specifici contesti comuni, urbani, cittadini, dipende. Ovviamente comuni a tutti i molossoidi di grande stazza. Il punto non è stabilire che sia trattato meglio dalla legge, il punto è che la legge in questi casi ha seguito più la memoria storica e l'etichetta di un nome che non un'analisi comportamentale sistematica. Non arriviamo a dire cinotecnica, no. Ed è esattamente lo stesso meccanismo con cui il pubblico sui social mette Amstaff e corso nello stesso calderone. Un'etichetta visiva, cane muscoloso, testa larga, che sostituisce la conoscenza reale e vera della razza. E qui arriva, almeno per quanto mi riguarda, io mi occupo anche di comunicazione, la domanda che chiude il cerchio, quella con cui avevamo aperto il video. Chi vince tra un cane corso e un Amstaff? Ormai lo sapete, è la domanda sbagliata, ma in questo canale siamo soliti farci delle domande sbagliate per trarre quelle che dal nostro punto di vista cinofilo sono delle conclusioni semplici, banalizzanti, ma che noi amiamo tanto, perché qui in questo canale stiamo sempre dalla parte del cane, dal barboncino al pitbull, dal più cattivo al più buono, ma non perché siamo degli animalisti, no, perché siamo dei cinofili. E la domanda più giusta è molto più scomoda, perché la risposta chiama in causa non i cani, ma noi. La domanda giusta non è chi sia più forte, è perché continuiamo come pubblico a mettere questi cani nello stesso scaffale mentale. Cani pericolosi, razze da uomini duri, quando la loro storia, la loro selezione, il loro modo di stare al mondo raccontano esattamente il contrario, due percorsi evolutivi separati, due funzioni diverse, due modi opposti di intendere la forza. Attenzione, una parentesi, non parlo di allevatori e di amanti di razza, ma il paragone non è forzato, cioè non ho voluto sovrapporre per un interesse personale il cane corso all'American Staffordshire. Il punto è che molto spesso il vecchio, chiamiamolo cliente medio, compratore di cani per passione, quindi sto usando proprio termini aulici, fino a qualche anno fa comprava il pitbull. Poi si è spostato all'American Staffordshire e ora sta passando al cane corso. Ora io non vorrei che per proprietà transitiva noi consegniamo, come dire, un problema
all'altro cane e poi a quello ancora. Cioè cerchiamo di capire bene, il Pitbull e l'Amstaff sono fratelli di sangue, diventati per scelta umana e per una firma sul registro ufficialmente diversi. Il Corso e l'Amstaff non condividono nemmeno quel sangue, eppure il pubblico li tratta spesso come intercambiabili. Due varianti dello stesso cane da uomini duri. È una sfida che troverete spesso anche nei canali statunitensi di cinofilia. La chiamano la sfida intercontinentale, forse ce lo chiamerò anche io, perché piace cane corso, no? Che rappresenta l'Italia, soprattutto in questo periodo storico, il cane corso che rappresenta l'Italia versus l'American Staffordshire. Da una parte c'è tutta la storia di un paese in un cane, dall'altra c'è tutta la storia di un altro paese in un cane. Mai è stata più azzeccata. Forse la vera sfida intercontinentale non è tra due razze, è tra la complessità reale di questi due cani e la pigrizia con cui troppo spesso scegliamo di guardarli. Un'etichetta al posto di una storia, una foto al posto di un pedigree, una paura al posto di una conoscenza. Tutto privo di coscienza. La prossima volta che sentite qualcuno dire sono tutti uguali, sono tutti più pericolosi, adesso sapete esattamente cosa rispondere. E sapete anche perché quella frase è semplicemente pigrizia travestita da buonsenso. E se questo video vi ha fatto venire voglia di conoscere meglio uno di questi due cani, i miei video precedenti sul Corso e quello sul Pitbull, il fratello di sangue di cui abbiamo parlato oggi, vi aspettano qui sul canale, guardateli e seguitemi in tutti i modi, su tutti i social e come vi pare, perché sono contento quando mi arrivano questi video e svelo l'ultimo passaggio che volevo svelare. Questo video nasce su consiglio di uno di voi della community, che saluto, Alberto. Poi ditemi nei commenti voi in quale delle due filosofie di forza vi riconoscete di più. Il nostro cane corso, ma anche il nostro American Staffordshire Terrier. Al prossimo video.